è una favola, state facendo qualcosa di straordinario, quindi complimenti Andreucci, perché davvero assieme allo staff, assieme ovviamente al direttore, avete fatto una società così, neopromossa dall'eccellenza, esatto, e che se la gioca con il Venezia che ha speso l'ira di Dio, e quindi non meritate altro che i complimenti, insomma, sicuramente. A volte il calcio offre queste cose, no? Ed è una bella situazione che viviamo con entusiasmo, ma che dobbiamo vivere giorno per giorno, perché noi sappiamo il valore del Venezia e con che presupposti loro sono partiti. Noi abbiamo questo entusiasmo e anche una squadra molto dinamica che fa un buon calcio, e finora l'abbiamo dimostrato, e credo che siamo lì con merito, e il nostro obiettivo è giocare partita per partita cercando di fare più punti possibile. Ecco. Come tu pensavi che questa squadra ti rendesse quello che sta rendendo? Ma sinceramente, vedendola in precampionato che cresceva, c'è stato un aneddoto che noi abbiamo giocato in amichevole col Delta Porto Tolle, che è una squadra molto forte in Serie D, che gioca nell'altro girone, e parlando con i miei giocatori gli dicevo: guarda, il nostro obiettivo è riuscire a giocarsela con queste squadre qua, e dopo alcuni mesi essere lì vuol dire che i ragazzi hanno lavorato bene, c'è grande disponibilità e anche da parte della società grande serietà e grande entusiasmo, per cui tanti ragazzi che sono venuti da noi molto probabilmente stanno rendendo per il loro vero valore. Dicono che giocate su un campo un po' corto, un po' più corto delle dimensioni normali, e questo può penalizzare le squadre che vengono a giocare da voi, però voi giocate bene anche fuori dove il campo è grande come dovrebbe essere, insomma. Noi fuori casa abbiamo sempre vinto fino ad oggi, per cui credo abbiamo fatto 7 vittorie fuori casa. Ma perché tutti dicono sto benedetto campo, ci penalizza? No, per le caratteristiche che abbiamo, Presidente, il nostro campo, per le caratteristiche che abbiamo obiettivamente ci penalizza un po', per cui ci sono dei ragazzi che solo ultimamente hanno capito come affrontare le gare su quel tipo di terreno. Chiaramente chi viene a giocare da noi all'inizio, come è successo anche a Venezia, può trovare delle difficoltà. È un sogno, Gementi, state vivendo un sogno, una favola, descrivila tu. C'è molta tranquillità e, come dicevo oggi, secondo me c'è proprio questa serenità da parte di tutti noi. C'è serenità anche da parte mia nel svolgere il lavoro di direttore, con molta tranquillità anche nel poter sbagliare. Anche da parte di Antonio la stessa tranquillità, quindi secondo me aiuta molto, perché poi alla fine il più bravo è quello che sbaglia meno.